facciamo finta che sia come una banda di criminali, PM10, PM25, eccetera. È una banda di criminali. Non possono essere combattuti con delle circolari. Sono rimasti solo sulla carta i provvedimenti contro l'inquinamento del comune di Venezia, secondo il presidente veneto di Codacons, Franco Conte, che ha inviato una diffida al sindaco Luigi Brugnaro chiedendogli di effettuare quei controlli, secondo lui mai avvenuti durante l'ultimo blocco del traffico. Questa è la prima questione che diciamo al sindaco, e cioè non può pensare di avere fatto il suo dovere solo perché ha messo la sospensina per la circolazione delle macchine. Quella è appunto una grida manzoniana, poi magari spesso appunto manca il controllo ai valichi di accesso alle città e quindi è assolutamente inutile. Oltre alle necessarie sanzioni per gli automobilisti trasgressori, da effettuare anche con l'aiuto di strumenti tecnologici, l'appello di Conte è a smettere di minimizzare il problema. Non è cosa, sostiene, da risolvere con una battuta spiritosa. Qua bisogna che sia chiaro il pericolo di questi elementi inquinanti dell'atmosfera, sono gravissimi, sono migliaia le morti all'anno e soprattutto sono morti che incidono sulla qualità della vita, sulla qualità poi della nostra tarda età, sulla qualità della mobilità. La gente è costretta a stare in casa per non uscire e gente è uccisa 2 volte.